Eccoci qua, siamo insieme, ben arrivati cari telespettatori, come avevo preannunciato, serata dedicata, non poteva essere diversamente, a tutti coloro che sono definiti, tra virgolette, i senza futuro. Siamo tutti senza futuro sostanzialmente, perché quella che deve essere una certezza, che può dare prospettive, che è il lavoro di fatto, sul quale si regge ed è fondata la nostra Costituzione, si regge la nostra vita, il nostro Stato, non è più, e lo sappiamo ormai da tempo, una certezza, ed è al centro un po' di quelle che sono le problematiche che vengono affrontate a livello politico attuale. Però tutta l'attenzione, questa è un po' la questione che io vorrei un po' affrontare con voi e con i nostri ospiti, che adesso vi presento subito, è che si parla dei giovani, ma io direi dei giovanissimi, perché ormai il parametro di gioventù è un po' cambiato. Siccome appunto la regia ha inquadrato tutto lo studio, vi presento subito i nostri ospiti, così già risolviamo questa questione e poi entriamo nel merito delle problematiche. Quindi Ennio Gallo, vicepresidente vicario di Confcommercio Unione Venezia, grazie di essere qui con noi, e rappresenta una categoria che sta soffrendo, anche perché poi c'è il tema dell'IVA, l'aumento dell'IVA che fa tremare non poco, anche lì avremo dati interessanti. Mariella Mazzetto, consigliere comunale Lega Nord di Padova, grazie di essere qui con noi, grazie anche a lei. Paolino Danna, assessore al lavoro provincia di Venezia, esponente PDL, grazie anche a lei, che viene tra l'altro da un convegno proprio sui temi del lavoro questa mattina, molto impegnativo, con soluzioni pratiche di cui ci parlerà. Assolutamente operativi. Operativi. Antonio Confortin, segretario della UIL di Treviso, zona caldissima perché di tutto e di più sta succedendo nel territorio veneziano e trevigiano, per cui ben arrivata anche a lei. Questo è il nostro parterre e poi voi da casa naturalmente. Allora, come dicevo, si parla dei più giovani e quindi 18-24 anni. Allora vi dico, attenzione, giustamente sollecitata, vedo la realtà, ma sollecitata anche da voi da casa che ci mandate tanti messaggi, che molti di voi, che peraltro seguono la televisione, perché io non credo che ci siano 18-24 anni che guardino questi programmi, inorridiscono, ma inorridiscono anche alle trasmissioni radiofoniche che io ascolto nazionali e dicono sì, ma noi che siamo 25, 30, 40enni, che comunque ci reputiamo ancora tra virgolette giovani, pieni di buona volontà e che magari avevamo incominciato un mutuo, che vorremmo avere un bambino, magari appena sta pochi mesi, è nato da poco, è piccolino, abbiamo una piccola famiglia, insomma noi che ancora ci reputiamo infieri perché tutto incomincia più tardi, non siamo più giovani, siamo più niente, nessuno ne parla. E poi trasalgono naturalmente anche i più anziani, i cinquantenni, 50, 55 anni, che dicono siamo a casa, senza lavoro, senza occupazione, facciamo una fatica pazzesca a trovare lavoro, dobbiamo aprire partita IVA, senza le agevolazioni, perché attenzione non ci sono per gli over una certa età, e noi che cosa facciamo? In fin dei conti tutte queste categorie sono tantissimi, sono veramente tantissimi, dicono guardate che i più giovani, 18-24 anni, in fin dei conti possiamo anche mantenerli noi che ce li abbiamo come figli e quant'altro, e poi hanno ancora la forza e l'energia e non hanno quei legami importanti per prendere la valigia e fare l'esperienza fuori come succedeva una volta. Perché tutta sta attenzione sui giovanissimi? È un modo per sviare il problema, per glissarlo, per dire faccio qualcosa ma non risolvo il nodo cruciale di fabbriche che stanno chiudendo, e esponenti di una fabbrica grossissima che lascerà a casa 90 e passa persone in provincia di Venezia, l'avremo la prossima settimana in modo particolare, e che chiudono, ma anche non solo perché vanno male, falliscono, ma semplicemente perché sono entrate di proprietà di una multinazionale che ha deciso di portare tutto in Cina, per esempio. Quindi quello che auspicava il governo Monti, facciamo entrare le multinazionali, facciamo entrare l'estero nel nostro paese che ci aiuta, benissimo, ci ha aiutato, ha comprato questa azienda che sta bene, fattura, va benissimo. La Ditec. La Ditec. La Ditec, lo diciamo, la Ditec, lo possiamo dire. E questa azienda la porta in Cina, le costa meno e i lavoratori li lascerà a casa. Ma vi rendete conto? Gente che ha 40-50 anni, famiglie, e che resterà senza occupazione. Di questo poi parlerà anche l'assessore. Questo che vogliamo un po' capire e approfondire un attimo meglio. E quindi parleremo di staffetta, perché le soluzioni sono tante. Piace la staffetta ai più anziani, le cosiddette teste grigie non è che abbiano tantissima voglia di mollare il loro posto di lavoro, di rinunciare a stipendi già bassi, perché poi nel privato stiamo ben attenti, non è che si guadagna così tanto, per passare al più giovane. Perché? Perché hanno già preso una piccola fregatura gli esodati, per esempio, non si fidano più di questo governo, quindi le soluzioni che sono state prospettate non piacciono molto, noi lo sappiamo, i nostri ospiti dovranno vedere i pro e i contro. E allora, allarme Confcommercio, aliquota che impatterà sul 70% dei consumi totali, andrà a gravare naturalmente su tutte queste fasce che sono a rischio, che sono deboli, che sono senza lavoro. Stangata Confcommercio dice di 130
335 euro all'anno, cioè tra i 135 e i 207, per Federconsumatori dice addirittura 700 euro annui, perché ci mette dentro anche le bollette, giustamente, cioè le bollette, altri elementi, non quello che ha l'IVA agevolata. Per non aumentare l'aliquota IVA servono 2 miliardi, non si sa dove trovarli comunque. Problema naturalmente con l'Europa sui saldi di bilancio, questo non è ancora chiarito e non si capisce se si riuscirà a chiarire, se c'è la volontà politica poi di farlo. 110.000 dall'altra parte sono i precari della pubblica amministrazione prorogati a dicembre, che si salveranno nel frattempo, ma sono 70.000 quelli che hanno vinto un concorso pubblico e che non sono ancora assunti, che si vogliono allocare, quindi pubblico impiego è al centro dell'attenzione. Però resta comunque il problema di 26.000 imprese del settore commercio che potrebbero chiudere entro l'anno, questo ci dice Confcommercio, che provocherebbero una disoccupazione molto rilevante, che non entra nei dati previsionali che vengono annunciati, quindi nelle stime. Intanto le stime ci parlano di 36.000 tra i 18 e i 24 anni disoccupati in Veneto, 6.000 di questi sono disoccupati da oltre un anno, che per carità non è che sia una disoccupazione lunghissima se sono entro i 24 anni, c'è stato di peggio, molti ci hanno scritto che alla loro età, vabbè. E poi la disoccupazione giovanile dal 10,8 al 23,8%, ma sempre giovani sono. Allora, job sharing, lavoro ripartito, che in Veneto non ha funzionato, Luxottica, insomma quanto se ne parla. Noi vediamo il primo contributo e poi entriamo nel merito specifico della nostra trasmissione. Vediamo insieme. Sono quasi 9 milioni gli italiani in sofferenza per motivi di lavoro, lo afferma l'IRES, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della CGIL, che stima in 8.750.000 persone il totale dei lavoratori disoccupati, scoraggiati, in cassa integrazione, attivi solo part-time e precari. Un universo che, secondo l'IRES, è cresciuto di oltre il 10% nell'ultimo anno, 818.000 persone in più, e del 47,3% in 5 anni, quasi 3 milioni in più. L'istituto distingue tra area della sofferenza, chi è senza impiego, lo sta perdendo o non spera di trovarlo, e area del disagio, chi un lavoro ce l'ha ma incerto o part-time non per scelta. Numeri che completano il quadro negativo dell'Italia con una disoccupazione all'11,5% e 300.000 posti persi negli ultimi 12 mesi, soprattutto fra chi ha meno di 35 anni. Per i giovani siamo al 38,4% di senza lavoro. Di questi temi il ministro del lavoro Giovannini dovrebbe parlare mercoledì con le parti sociali. Intanto fa sapere che si lavora ad un piano per aggredire la disoccupazione giovanile e ridurla di 8 punti percentuali fino al 30%. L'obiettivo è creare almeno 100.000 nuovi posti di lavoro per chi ha meno di 24 anni. Fra i possibili interventi, modifiche al regime dei contratti a termine, la staffetta anziani-giovani sul posto di lavoro e la riforma dei centri per l'impiego, anche in vista del piano europeo per l'inserimento dei neodiplomati o laureati. Ecco qua, allora io vorrei cominciare da lei, Assessore, tanto perché viene fresco da questo incontro, lavoro, sviluppo, innovazione, sostenibilità, inclusione a Venezia e provincia, quindi avete fatto proprio un tavolo tecnico sul tema, sì. E poi perché si parla dei centri per l'impiego, insomma viene tirato fuori così, come se fosse da un grande calderone, si prende quasi a caso, no? E si butta là. Allora, il tema innanzitutto dei più giovani, è un'emergenza, lei che ci lavora, giustamente prima della trasmissione diceva io sono esasperato, non ne posso più, sì, l'atmosfera è pesante. Chiaro, buonasera a tutti. Guardate, il problema è inutile che siamo qui a, come dire, io da 4 anni, anzi 4 anni fa quando sono entrato, quando ho avuto la nomina di assessore al lavoro della provincia di Venezia, dopo 10 giorni nemmeno mi sono subito detto no, io non sono l'assessore al lavoro, io sono e sarò l'assessore ai disoccupati della provincia di Venezia. Ed erano 4 anni fa. Era 4 anni fa, perché io 4 anni fa quando i miei uffici mi hanno fatto vedere i dati, i numeri che credetemi, mi creda, non ne posso più perché effettivamente sono numeri esasperati, io mi sono reso conto subito e anche se qualcuno, anche del mio partito, nascondeva che c'erano questi numeri forti, okay, evidenti, che non erano numeri di una crisi dove praticamente dopo un anno si risolveva il problema, ma erano numeri, e poi dopo purtroppo mi ha dato ragione la mia previsione, dove effettivamente continuavano a crescere. Voi pensate che in provincia di Venezia, parlo chiaramente della provincia di Venezia, che ha detto dalla Regione Veneto, dalla mia collega l'assessore Elena Donazzana, assessore al lavoro della Regione Veneto, la provincia di Venezia è la provincia più colpita da questi numeri. Io in 4 anni
ho fatto più di quasi 2000 vertenze collettive, e quando si parla di l'11,5% collettive, cioè di aziende al di sopra dei 15 dipendenti che sono entrati in cassa integrazione, che hanno perso i posti di lavoro, che sono disoccupati, eccetera, eccetera, eccetera. Quando si parla dell'11,5% a livello nazionale di disoccupazione del 35 giovanile, non ci dimentichiamo che lì dentro, in quei numeri, non abbiamo i cassi integrati. I cassi integrati quindi aumenta in modo esponenziale. Allora, in provincia di Venezia la tassa di disoccupazione nel 2008 era del 2,9%. Era fisiologico, cioè, come proprio il dato. Oggi in provincia di Venezia al 31 dicembre del 2012, quindi 6 mesi fa, è all'8,8%, ma anche lì il dato però non tiene in considerazione Quindi obiettivamente anche l'anno del governo Monti, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, la legge Fornero, oggi quello che abbiamo visto prima nel servizio sta stravolgendo, ma è normale, perché è un delitto quello che hanno fatto sulla legge Fornero, un delitto. Hanno messo in difficoltà, altro che dicevano che praticamente i vantaggi si vedevano fra un po' di anni, ma che fra un po' di anni si peggiorava ancora di più la situazione. Quindi obiettivamente bisogna, domani è mercoledì, e bisogna che il neo ministro al lavoro veramente deve lavorare tanto, ma deve cercare di semplificare. Questo lo deve fare assieme con il ministro Zanonato. Io mi auguro, visto che Zanonato è veneto, chiaramente, quindi io mi auguro veramente che conosce bene il nostro territorio, e mi auguro che assieme con i suoi colleghi devono cambiare rotta completamente, cercare di semplificare. Abbiamo bisogno, le istituzioni a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale devono aiutare le imprese, non devono distruggerle, devono dare una mano sburocratizzando, perché bisogna aiutare l'imprenditore come? Sburocratizzando, ma non bisogna dare una mano nel senso positivo, perché poi dopo chiaramente si apre tutto il mercato. Insomma. Gli imprenditori, quindi lei rappresenta le imprese e il territorio, tra l'altro una categoria che adesso nuovamente in bilico, perché sareste coinvolti dall'eventuale aumento dell'IVA, sì, quindi ecco, si parla di migliaia di imprese, insomma. No? Certo. Andando in coda un momentino a quanto ha detto l'assessore, è che non si può prescindere dall'impresa, cioè per creare occupazione si deve mettere in piedi l'impresa. L'impresa ormai è veramente stressata, non ce la fa più, una pressione fiscale alle stelle. Dico l'ultima fatto, per dare il senso, no? Sono anni che si parla di sburocratizzare. Guido Calli 35 anni fa parlava di lacci e lacciuoli, sono passati 30 anni e questi lacci e lacciuoli sono diventati cappi al collo, sono diventate cose che rendono fare impresa veramente difficile. E quindi se non si parte da rimettere in piedi il sistema produttivo italiano, parlare di ripresa del mondo del lavoro è pleonastico, quindi dobbiamo partire dall'impresa e fare un'analisi, diciamo così, il più possibile, svestendosi ognuno, delle proprie ideologie, perché purtroppo i partiti politici in questi anni hanno creato degli steccati dove tenere, il proprio elettorato che non si contamini con altro, anziché di cercare di trovare dei punti di unione, di trovare dei punti di contatto, di punti che servono effettivamente, hanno alzato questi steccati. In questa maniera siamo arrivati in questa situazione, con una pressione fiscale folle. Parlavo questa mattina con un imprenditore che sia produce a livello nazionale e sia distribuisce. Sto facendo i bilanci, 81,5% di pressione fiscale. Effettiva, reale. Effettiva, reale. No, ma dopo vediamo anche, perché c'è anche un articolo che lei ha portato, sì. Quindi è estremamente interessante. Quindi, cosa parliamo? Sono cose dette, ridette, in tutti quanti i siti, in ogni dove, e però non si trova un interlocutore o degli interlocutori che dica: ci sediamo attorno a un tavolo, ragioniamo concretamente risolviamo per risolvere il problema. E quindi fare impresa oggi è difficile in Italia,
Quando Marchionne diceva io in tutto il mondo non sono riuscito a trovare un'impresa che venga a investire in Italia, diceva una verità. Diciamo che i più fortunati sono andati all'estero. E se no se le portano all'estero, cioè vengono in Italia ma se le portano via, cioè prendono il marchio, il know-how e vanno a produrre all'estero. Esatto. Allora, Confortini, sindacato, perché dopo sentiamo anche la parte politica e poi tra l'altro la Maria Mazzetto anche conosce bene Zanonato, quindi essendo consigliera comunale. Perché lo conosco. Vabbè, bene, nel senso che avete occasione di confrontare. Sindacato, cosa dice? Lei per carità la zona di Treviso, ma Treviso-Venezia siamo lì, quindi 2000 avvertenze sindacali dall'assessore, lei cosa può dirci? Beh, io ho un po' di dati recentissimi, bisogna però che ci capiamo cosa stiamo facendo. Prima avevamo un governo tecnico, adesso abbiamo un governo politico. Abbiamo perso un po' di tempo per chi voleva incontrare il mondo, però alla fine la situazione del Paese è gravissima. E poi c'è un problema che non si tocca mai, c'è quella della tenuta sociale, perché noi che andiamo nelle fabbriche incontriamo un'infinità di persone, a parte tutto quello che ci dicono, non di positivo, tutto in negativo, qualcuno dice non sappiamo cosa faremo e cosa succederà tra poco. Perché il problema fiscale secondo me è un problema importante ma non è quello centrale, perché il governo precedente aveva detto cresci Italia, cioè l'Italia doveva crescere, era un punto centrale. Dopo 10 mesi di questo governo non si è fatto niente, adesso abbiamo un nuovo governo che dovrebbe in qualche modo mettere in moto la macchina. Il problema però è che questa macchina va molto lenta, non è che dà delle risposte. Va bene, domani avrà questo incontro in Europa il primo ministro e penso che dirà alcune cose, ma mentre la situazione nel nostro paese sta cadendo, noi abbiamo una chiusura di 32 imprese e 10 negozi al giorno. Questo è un dato preciso recente. I nuovi poveri sono passati da più 3,8% in 5 anni, ma la cosa più grave è che il 56% delle famiglie nella loro spesa quotidiana stanno peggiorando la loro situazione, che è già grave. Noi negli ultimi 5 anni abbiamo perso 100.000 posti di lavoro nel Veneto, parlo del Veneto, e c'è un calo di assunzioni pari a 0, cioè ci sono delle assunzioni, ma non a tempo indeterminato, ci sono delle assunzioni 3-6 mesi o altre cose di questo tipo. Ma di età che cosa? Che età avanti? Allora, l'età è a tutti i livelli, però il problema principale, forte, sono i laureati e sono i giovani che non hanno magari finito l'università, e poi anche se uno ha fatto l'università indipendentemente dalla materia non trova assolutamente posto di lavoro. Abbiamo le grandi aziende che sono state in questo caso in più occasioni aiutate dai vari governi, sono aziende che poi non hanno guardato in faccia a nessuno. Queste grandi aziende hanno fatto Vietnam, Laos, adesso la nuova frontiera è il Vietnam e Laos. E poi non è più la Croazia, ma è la Serbia, perché una grande azienda per 38 centesimi al capo, un'azienda molto famosa di Treviso, passa dalla Serbia, passa dalla Croazia alla Serbia. E poi noi abbiamo una situazione che non è decifrabile in questo momento. Chi è che interviene e come interviene? L'altro punto fondamentale è stato queste disgrazie che abbiamo avuto delle banche, perché le banche non hanno aiutato nessuno se non se stesse. Esatto, sì, ma voglio dire, non hanno aiutato la povera gente, non hanno aiutato chi ha perso il posto di lavoro, non hanno aiutato chi si è chiuso la fabbrica. Di queste banche chiunque non è fallita nessuno, sono rimasti sempre in piedi. Il governo precedente le ha coperte perché erano coperte da ministri che venivano dal mondo bancario, e la situazione occupazionale è drammatica. Noi nella nostra provincia verremo a fare una manifestazione regionale il 1° di dicembre
che la facciamo di sabato, così possono, ci dicevano, ma fate perdere 8 ore, 4 ore, via dicendo. La faremo a Vicenza di tutte le province per denunciare la situazione grave, e poi ne faremo un'altra nazionale, sempre di sabato, perché non possiamo lasciare le cose come vanno e far finta che non ci sia questo inizio di lotta che la dovremmo fare. Interrompola un attimo, perché voglio passare la parola anche alla Mazzetto e dopo andiamo in pubblicità. Sì, quindi prego. Sì, ho ascoltato attentamente quanto 3 esponenti accreditati, no? E quindi conoscitori dei problemi del mondo del lavoro, insomma, diciamo del lavoro che non c'è, e ho ascoltato con diciamo preparazioni diverse anche, però tutti e 3 vanno a mettere in gioco quella che è la realtà odierna. La nostra conduttrice parlava della cosiddetta staffetta generazionale, ecco, cioè a un certo momento quelli che hanno 50 più anni, no, dovrebbero, con una penalizzazione logicamente dell'8%, ma scusa, e io mi ricordo le riforme Dini, era così, con le finestre Dini, era l'8%, dal 7 all'8%, chi sceglieva di buttarsi, di prendere una finestra, veniva penalizzato. Cioè, non vedo solo che adesso c'è questa staffetta generazionale in più, perché logicamente si propone. Sì. Io ho visto anche che alcuni, così, che si intendono di economia e mondo del lavoro, dicono ma potrebbe essere la staffetta generazionale anche intesa nell'ambito della stessa comunità, addirittura della stessa famiglia, esatto. Cioè che il padre, la madre, beh, insomma, se hanno il lavoro lasciano il posto al figlio. A parte che la famiglia, laddove c'è, diciamo, c'è una garanzia di una stabilità economica, laddove c'è, e quindi parlo di coloro che hanno i genitori che hanno la mia età o qualcosa di meno, che sono andati in pensione secondo le regole, secondo le quindi finestre la pensione Dini. è certa, almeno cioè, hanno una c'è. pensione, è quello che è, ma insomma hanno una certa certezza finché non cambiano i tempi, e quindi la famiglia rappresenta, anche il Veneto, soprattutto la famiglia è un ammortizzatore sociale. Cioè i cosiddetti giovani che sono quarantenni, che hanno un lavoro talvolta stabile, talvolta precario, in modo particolare le donne, se non avessero la famiglia d'origine che le aiuta per la conduzione della casa, per allevare i figli, per insegnare i compiti ai ragazzi, non avrebbero la possibilità di poter lavorare. E quindi ancora, insomma, in questo Veneto e anche nel nostro paese la famiglia tiene laddove si tratta, c'è una famiglia che ha delle risorse, che gode delle risorse. Però io mi chiedo, questa famiglia che facciamo conto sia una famiglia modello, che ha delle risorse, per quanto tempo potrà... Bravissima, che quello che chiedono anche i nostri telespettatori. I nostri telespettatori chiedono questo, per quanto questa famiglia potrà dare aiuto ai propri figli, perché poi ci sono gli zii, guardate che oggigiorno è di moda la famiglia allargata, gli zii. Cioè lo zio che non si è sposato, la zia che ha, diciamo, una qualche cosa di più degli altri. Insomma, è tornato il senso, scusa, come nella grande crisi, come nel dopoguerra, della famiglia che tiene insieme i vari componenti. Se noi vediamo che laddove ci sono stati i suicidi, eccetera, eccetera, no? Cosa hanno detto i familiari? Se ce l'avesse detto, se avesse, diciamo, confessato all'interno del nucleo familiare amicale, avesse detto i problemi in cui versava, sicuramente questa morte, che poi non serve, non serve chi resta, perché li lascia ancora in un inganno tremendo, cioè, non è che uno risolve i problemi della sua azienda o della sua famiglia togliendosi la vita, anzi li aggrava. Se dicono avesse detto, si fosse aperto con noi, c'è ancora questa coesione, questo collante sociale. Ma certo, il collante sociale che sarebbe il contrattare, come diceva prima l'esponente, lei, no, di quello che è il comportamento delle banche. Cioè che in realtà adesso si parla di Equitalia, deve avere la faccia umana, io non so se avrà la faccia umana, se adesso era un mostro e poi diventerà un agnello, non lo so. Cioè sono, mi pare, tutte ipotesi e tutte, come si può dire, idee che per certi versi
non si discostano, a mio avviso, da quello che ha fatto il governo Monti. L'unica cosa è l'IMU, che è stata rimandata a settembre. Io sono una vecchia insegnante, è rimandata a settembre, ma non lo sappiamo. Cioè, questi contentini, queste non so se alla fine poi ci troviamo nel mese di settembre e ci dicono guarda, devi anche darci la parte. E questo staremo a vedere. Cioè, è quello, no, ecco che la gente, scusa, ma che dopo anche lavora, lavora, che anche lavora, tutti i temi non va in adesso. ferie, non compra, non spende, perché ha paura. Poi il Veneto è anche risparmioso, chi guadagna, chi lavora dice ho paura, perché so domani mi trovo... Chiarissimo, cioè, chiarissimo. Ma ti fermo là, siamo in pubblicità, andiamo un attimo in interruzione e poi torniamo insieme tra poco. Che lo regalo, io ne ho. Allora, abbiamo una telefonata, intanto abbiamo i passaggi di carte interni. Abbiamo una telefonata in attesa, pronto? Pronto, ciao. Buonasera. Buonasera. Lei è? Chiama da dove? Dica. Io chiamo da Marcon, io chiamo da Marcon, mi chiamo Chinellato Maurizio, lavoro alla Ditte. Ah, perfetto. Paolino Danna sa tutto quanto la situazione com'è. Infatti. Solo quello allora, scusi, mi ascolti, abbassi il volume, se no lei non riesce a parlare, si confonde. Abbassi il volume, ci parli al Diamo un modo. Ecco, dica tutto. Allora, io mi chiamo Chinellato Maurizio, lavoro alla Ditec. Paolino Danna ha fatto un bel lavoro, come dice Confortin, quello del sindacato, mi sembra che sia del sindacato. Sì, del sindacato, della UIL. Della UIL, ha fatto sì, ci vorrebbe un grosso lavoro che non vadano più fuori delle scatole, che ci lasciano lavorare in pace, insomma. No, che vadano via, insomma, in Repubblica Ceca e in Cina. Ma vanno via, ma vanno via con tutta l'azienda, è quello il problema. Loro vanno via con tutta l'azienda, proprio restiamo a casa. Quanti dipendenti siete? Quanti dipendenti? Adesso siamo restati in 102. Mamma mia. Il 5 di giugno andiamo da Papa Francesco. Siamo ricevuti da Papa Francesco. Questa è una bellissima cosa. Che prospettive vi hanno detto? L'azienda vi ha dato? L'azienda vorrebbero metterci in cassa integrazione. Comunque ha deciso ormai di chiudere. Sì. Entro fine anno noi restiamo per strada. Ma Maurizio, chiedo scusa se interrompo. Ciao Maurizio, buonasera. Ciao. Maurizio fa parte appunto di quei 102 lavoratori che veramente, ripeto, lo trovo veramente scandaloso una cosa del genere. Questa è un'azienda dove tra l'altro questi lavoratori attualmente stanno facendo straordinari, cioè lavorano e fanno straordinari. Cioè, quindi vuol dire che... Adesso no. No, vabbè, fino a poco tempo fa avete fatto, certo Maurizio, però fino a poco tempo fa avete lavorato con i straordinari. Oggi praticamente a fine anno hanno deciso. Ecco, per questo ripeto, io sono perfettamente d'accordo. Grazie signor Maurizio. Ciao Maurizio, buonasera. La ringraziamo moltissimo. Maurizio, resisti con i tuoi. Bisogna resistere su queste cose. Grazie ancora di aver chiamato, grazie della testimonianza. Tra l'altro i lavoratori della ditta che sono stati veramente molto bravi perché hanno attivato un sistema. Siamo partiti dalla provincia con un'avvertenza in provincia, chiaramente dovuta, perché insomma dall'oggi a domani trovarsi con un foglio di carta dell'azienda dove ti dice che ti lascia a casa 100 e passa lavoratori, poi hanno fatto un lavoro straordinario, sono dei ragazzi stupendi, fantastici e chiaramente oggi la speranza, anche se la signora, ripeto, chiaramente conosce bene, la speranza è il nuovo governo, è il ministero, quindi io voglio essere ottimista e dobbiamo battere il pugno. Ecco, sono per i giovani. Un attimo solo che c'è un'altra telefonata in attesa. Pronto? Però anche suggerire però. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama signora? Sono da Padova. Sì, prego, dica. Niente, volevo avvisare e comunicare che mio figlio ha 25 anni,
ha fatto diversi lavori, però sempre punto a piedi, perché questi contratti sono a tempo determinato, vorrebbero contratti a tempo indeterminato come una volta, per potersi poi creare una famiglia e vivere un po' più sereni e sicuri loro e anche noi genitori, perché non stiamo qua in eterno. Infatti, assolutamente. Ecco, e siamo stanchi perché le bollette arrivano, è difficile, però mettono un lavoro a tempo indeterminato e poi niente, sono appunto a piedi. Cosa dobbiamo fare? Protestare per niente? Certo, grazie signora del suo intervento. Allora qui arriviamo all'altra questione, chiedo a lei Presidente, perché poi il settore coinvolto sono appunto le piccole e medie imprese, servizi, c'è anche il turismo, si diceva. Certo. Tempo determinato che viene comunque modificato, è una legge che viene modificata, si vuole portare una legge Fornero che sembrava portasse un miglioramento, invece è stata devastante, quindi tempi di intervallo più brevi, più stretti. Sì, ci vuole più flessibilità soprattutto in ingresso, perché anche se parlano in uscita però in uscita, oggi la Fornero mi suona male, uscire veda che la signora ci ha detto che esce sempre e non entrano più, quello è il problema. Però oggi la Fornero tendeva a stabilizzare i contratti diciamo precari, ma in una situazione di difficoltà come quella del mercato è praticamente impossibile stabilizzarli. L'imprenditore non li prende proprio. E quindi in entrata paradossalmente 20 anni fa, cioè forse 20 anni fa o 25 anni fa, con la legge Biagi doveva essere al contrario, cioè la legge Fornero doveva essere 20 anni fa o 25 anni fa. È successo questo, ma hai ragione, effettivamente è così. Però io vorrei riportare l'argomento clou a mio modo di vedere, no? Le risorse economiche, perché per la cassa integrazione in deroga ci vogliono risorse economiche. Per sostenere l'occupazione giovanile ci vogliono risorse economiche. Quindi per dare posti di lavoro a chi posti di lavoro, per abbassare la pressione fiscale ci vogliono risorse economiche. Da dove reperiamo queste risorse economiche? Tutti dicono non si può tagliare la spesa sociale, perché sembra che lo Stato spenda solo in spesa sociale, e non è così. Io ho qui un documento che è la spesa pubblica in Italia e in Europa, un parallelo tra quanto si spende in Italia e quanto si spende in Germania. Mi pare che la qualità della vita e la qualità dei servizi in Germania non siano inferiori a quelli italiani. Anzi. Quindi leggo quello che è fonte di un'università che ha fatto questo studio. Costi della politica più 0,7%, difesa militare più 0,3%, ordine pubblico più 0,3%. Senza dilungarmi, vado alla fine e dice le voci in cui l'Italia spende di più, quindi sempre sul PIL, rispetto alla Germania, valgono oltre 11 punti di PIL. Bene? 11, non 1. L'Italia stanzia invece relativamente meno risorse per l'università, l'assistenza alle famiglie e ai disoccupati. Buona parte della differenza è dovuta alla spesa per personale, che rappresenta una frazione notevole delle spese in quasi tutte e 10 le categorie COFOG. No? Se poi andiamo ancora avanti, si dice, in un altro sempre dello stesso documento, gli aiuti alle imprese valgono il 2% del PIL, 30 miliardi. Squinzi, il presidente di Confindustria, ha detto rinunciamo ai 30 miliardi che equivalgono all'IRAP, toglietici l'IRAP. Costo del personale. Il costo del personale nel settore pubblico è maggiore almeno in termini rispetto a quello tedesco. Inoltre gli stipendi del settore pubblico italiano sono maggiori che nel settore privato. Qui stiamo parlando nel pubblico, c'è una sperequazione pazzesca. C'è una sperequazione pazzesca perché abbiamo purtroppo tanti dirigenti, troppi dirigenti. Se vediamo per esempio nella carriera militare hanno la carriera stabilita e tutti si congedano con un grado molto elevato. Quasi tutti generali. Quasi tutti generali. Un generale italiano costa 4 volte, 5 volte quello americano. Tanto per dare, nella magistratura si parte da quando si esce a Presidente di Corte d'Appello, cose di questo genere. Posso inserirmi sui dati? Sì, prego. Spesa dello Stato amministrazione sociale sono 4 miliardi, ogni anno spende 800 miliardi solo per quanto riguarda lo Stato. Con 740 depurati dal costo per gli interessi. Sì, depurati da quella così.
E la produttività? Zero. Bravo. Volevo parlare della produttività. Ho capito, volevo parlare della produttività perché cioè, questa è un'altra storia che non va bene, che non va bene. Qual è la produttività? Cosa vi viene fuori? È la più bassa d'Europa. Tanto per quindi la pubblica amministrazione si autoalimenta ma non produce quasi niente. Esatto. E poi sulla cassa integrazione in deroga abbiamo 450.000 lavoratori in cassa integrazione in deroga. Ma è possibile che non si poteva intervenire prima di adesso? Ma non perché c'era la Fornero o via. Lo Stato, meglio ancora, il governo può fare dei decreti leggi immediatamente, li può fare in 24 ore se vuole. Non l'hanno fatto, hanno tirato avanti fino in fondo. E poi noi non avremo solo questo, abbiamo in Italia, devo dire anche, la Banca d'Italia l'ha detto la Banca d'Italia, non lo dico io, non l'ha detto gli altri, nel 2012 hanno trovato infiltrazioni mafiose per 112 operazioni sospette di riciclaggio. Anche qua non possiamo... E perché lo dica la Banca d'Italia? Lo dice la Banca d'Italia, che siamo macroscopico. Dati che poi non li vediamo mai per televisione, sta roba qua, neanche via dicendo. Ma è possibile su 1, 2, 3 cose non si possa intervenire? Immediatamente? Sì. E creare liquidità? Sì. Esatto, creare liquidità, infatti. Subito. E si andrebbe a risolvere il problema degli esodati, si andrebbe a risolvere i problemi della cassa integrazione in deroga e poi dico un'altra cosa. Questi deputati complessivamente di tutto costano 31.500 euro al mese indipendentemente, dopo tutto quello che hanno in più. È possibile che non possiamo abbassarli a 15.000 euro di spese? Cioè il 50%, qui abbiamo le famiglie che non ce la fanno, perché se hanno i una giovani che interna. non trovano posto di lavoro, non si interviene e poi anche questi, poi ci daremo appuntamento fra 6 mesi, anche questo governo. Mi piacerebbe sapere che è un governo di grande, come la chiamano? Grandi intese. Se fra 6 mesi ci troviamo qui tutti, siamo qua, mi piacerebbe sapere se fanno 4 cose. Allora, 4. Allora, sono perfettamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo. Devono fare 4 cose. Me lo auguro, mi auguro che non fanno però i decreti in 24 ore come li ha fatti il governo Monti, i primi della Fornero da mettere in brividi, che passano anche 48 ore. Monti si era dimenticato del lavoro, ma che ci ragionano, l'ha fatto in modo particolare. No, volevo dire questo sui costi della politica. Non mi dica che non si sui costi della politica sono perfettamente d'accordo. Io mi auguro che questo governo, ecco perché dico che la vediamo nella stessa maniera, io mi auguro che questo governo da subito faccia un esame di coscienza e quello che hanno detto, si tagliano e si taglia i costi della politica. Sono d'accordo, quanti parlamentari, quanti senatori, per non parlare delle regioni, per non parlare delle partecipate, adesso mi auguro, io non ho mai, quando io termino il mio mandato come provincia fra 6 mesi, quindi il mio mandato è terminato, ma anche già l'anno scorso, quando sembrava che le province ormai dovevano scomparire e quindi noi dovevamo andare a casa, io ho detto ma se serve per aiutare l'Italia ben venga, non è un problema, non è un problema. È chiaro, chiudo dicendo, è chiaro che però il taglio delle province che della spesa complessiva è ben poca cosa di un taglio netto dei parlamentari del 50%, sono perfettamente d'accordo, io mi auguro che questo governo lo faccia, perché ripeto siamo all'ultima chiamata. Io volevo dire una cosa, riferendomi al sindacalista, su quello che è il costo della burocrazia nel nostro Paese. La burocrazia costa ed è quella che impedisce anche che le imprese possano aprire in poco tempo, perché molti delocalizzano, per quello vanno in Carinzia, vanno di qua di là, perché le banche aiutano. Tutte le trasmissioni che ci hanno fatto vedere in televisione, per vedere questo giovane imprenditore, un men giovane che va lì, viene accolto, cioè c'è anche il senso dell'accoglienza, vedere vieni qua a investire, fai, produci, fai lavoro. Qui per aprire la banca non ti aiuta, tutti i lacci e laccioli della burocrazia, cioè uno viene disincentivato, poi parlano di dare gli incentivi per l'impresa. Mi pare veramente che sia una presa in giro in questo senso. Le banche non vogliono, come diceva il signor del Confesercenti, le banche... Ecco, allora scusa, vabbè, scusi.
Scusi il lapsus. No, ma comunque non c'è lavoro, non c'è aiuto per le imprese e aiuto per le famiglie. Adesso hanno riscoperto l'artigianato, creati un mestiere, lei l'ha mai sentita? I giovani, no scusi, si dovrebbero creare di punto in bianco un mestiere. Allora ci fanno vedere certi spot dove un giovane, una giovane si crea un mestiere, dice io faccio delle collanine, io faccio dei gioiellini, cioè capite che è una presa anche i media, scusate, lavorano per imbonirci e per fare in modo che i lavoratori, ma il popolo, la gente, insomma il cittadino, ecco, i cittadini vengano rapinati del loro libero pensiero, e cioè di pensare con la propria testa. Perché leggeva prima i dati, ma io vorrei che leggesse anche degli altri molto interessanti che riguardano le spese di burocrazia. Parlava dei commessi d'aula, no lei? Commessi d'aula, guardate, è un posto, è una specie di eredità familiare. I concorsi che vengono fatti all'interno sono concorsi di famiglia, tengo famiglia, questo è il motto, tengo famiglia. Facilmente si trova padre che poi va in pensione, arriva la figlia, il figlio, il cugino, il parente, il nipote. No, ma questa è un'altra questione. È veramente una casta inamovibile, perché la politica cambia. Governi cambiano, ma la burocrazia è incardinata assolutamente. Ma i burocrati nei ministeri, io ho fatto il sottosegretario e l'ho visto, non parlo solo perché ho letto, va bene, i burocrati rimangono e sono quelli che fanno la politica, i direttori generali che sono diventati ministri, no, anche quella. Che cos'è? C'è una cosa veramente gravissima. Nel governo precedente il direttore generale che è diventato ministro. Sono i direttori generali, i dirigenti che guidano. Politica, vanno all'estero, vanno di qua, vanno di là. Ma se non c'è una forza trainante che questi ministri devono avere, cioè di fare una lobby al loro interno, forte, cioè non che uno dice ma quello lì Berlusconi è inelegibile e quell'altro così, Grillo non si può più presentare e perdiamo tempo a pagliacciate, scusa che ai lavoratori non servono ad altri, per carità, la politica non sbaglia il suo ruolo, però vede come c'è già una decadenza iniziale. Per quello io ho effettivamente paura sui costi, qui si può tagliare. Vediamo se non vogliono tagliare. Andiamo in pubblicità subito. Sono caste e lobby che si autoriproducono e sono autoreferenziali e sganciate completamente dal mondo politico. Cioè la politica l'avrebbe fatto anche con il governo tecnico, l'avrebbe fatto. Pubblicità che stiamo già di nuovo in